fa piacere vedere Cavaria o preferite di no? Vediamo, ormai speriamo laterale, sì, è stato capito.
Non scambio di mente. Metti e passeggino le mani. Non sembra che mette. Gioco sì. No, l'ho capito. Sì. Mi dura Marco. Dove li mettiamo? Mettiamo un vaso all'ultimo momento. Riuscite a fare un vaso all'ultimo momento? Sì, da mettere dove? Lo mettiamo lì. Sì, lo facciamo un vaso. Che cosa sta sudando? Sei un po' sudare adesso. Infatti poco la pentola. Posso dire al microfono che mi ha sbagliato il giorno? Immagino che di qua. Sì. Magari aspetta che capisco di altro. Sì, ma... Se ci sta. Posso dire al microfono che rispettare il giorno che sta finito, eccola qua.
giusto per solidarietà. Carissimi fratelli e sorelle, viviamo questa nostra celebrazione affidando i nostri due cari sposi al Signore, consapevoli che è Lui la fonte del loro amore, una fonte alla quale possono attingere continuamente e anche noi, per tutti gli affetti che questo Signore ci chiede di alimentare, che sono entrambi il loro suo dono. Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui Enrico e Cristiana intendono formare la loro famiglia. In quest'ora di particolare grazia siamo loro vicini con l'affetto, con l'amicizia e la preghiera fraterna. Ascoltiamo attentamente insieme con loro la parola che Dio oggi ci rivolge. In unione con la Santa Chiesa supplichiamo Dio Padre per Cristo Signore nostro, perché benedica questi suoi figli che stanno per celebrare il loro matrimonio. Lui li accolga nel suo amore e li costituisca in unità. Facciamo la memoria del battesimo, nel quale siamo rinati a vita nuova, divenuti figli del Figlio Gesù Cristo. Riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto per rimanere fedeli all'amore a cui siamo stati chiamati. Ripetiamo insieme: noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Padre, nel battesimo del tuo Figlio Gesù nel fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore corresponsale per il tuo popolo. Preghiamo. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce, hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Preghiamo. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Enrico e Cristiana la veste nuziale della Chiesa. Ti preghiamo. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, raviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi a Enrico e Cristiana un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione, per Cristo nostro Signore. Rimanendo in piedi, riceviamo il segno dell'acqua benedetta in ricordo del nostro battesimo, che sancisce la nostra identità di figli di Dio e fratelli tra noi. Rendiamo insieme gloria al Signore, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Questo grande sacramento hai consacrato il patto coniugale per rivelare l'unione degli sposi, il mistero di Cristo e della Chiesa. Concedi a Enrico e Cristiana di esprimere nella vita il dono che ricevono nella fede per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Una voce, l'amato mio, ecco, viene saltando per i monti, balzando tra le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella quando c'è bianco. Eccolo,
sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dall'inferiante. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei gruppi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce suave e il tuo viso è incantevole. Il mio diletto è per me e io per te. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come i inferi è la passione. Le sue vanche sono vanche di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi il tramonto. Parola di Dio. Veglia su di voi il Signore e vi protegge. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. La carità non abbia funzioni, fuggite il male con l'orrore, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte e messosi a sedere gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola gli ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non vuole stare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore. Enrico, ti vedo abbastanza rilassato. Abbiamo ascoltato brani ricchi, abbiamo anche dato giusto spazio alla seconda lettura, come anche un po' così indicato. E abbiamo anche visto che avete scelto letture un po' sul pratico, tanti atteggiamenti concreti, perché le parole sono importanti, però è bello usare un'immagine che recupera la presenza di qualche bambino qui in chiesa, pensando ai bambini e ai ragazzi, ricordando le parole. Un papà una volta mi disse: Don Corrado, i bambini, quando noi parliamo, non ci ascoltano. I bambini invece vedono quello che facciamo noi adulti. E già in questo passaggio si capisce tutto. Vi avete indicato atteggiamenti concreti per la vostra scelta di letture, perché sappiamo anche e siamo convinti che le grandi scelte sono come un fuoco che noi alimentiamo un giorno. Voi da quant'è che vi conoscete? Dall'asilo? O prima? Superiore. Bene. Quindi almeno 20 anni. Sì, no. Quindi dopo un leggero rodaggio avete fatto la scelta di naturalmente, se due stanno insieme per così tanto tempo, è anche, penso sia il vostro caso, il frutto di un continuo alimentare questa fiamma. Oggi è appena l'inizio. Ne avete da alimentare ancora nella domanda? Date fuoco nelle stufe. Tanta legna ci vuole alimentare. E naturalmente in questo c'entra anche il tuo lavoro, Enrico, tu sei idraulico, vero? Bene. E siccome tu hai tanta dimestichezza con l'acqua, sappiamo che l'acqua è una realtà che si adatta a tutte le superfici e in tante situazioni diverse riesce a portare vita. Perché il legno, la legna e la stufa, c'è bisogno di essere come l'acqua, capaci di datarsi. Perché la vita è grande, la vita si trasforma, la vita ci chiede di essere molto duttili e molto elastici. E lo sappiamo, chi si sposa è un'eterna sorpresa, giusto? Cristiano, da quando lo conosci, ti
testa è questione di animo. E voi, riguardo all'animo, avete scelto il Vangelo delle Beatitudini, e ogni beatitudine, anche se non è un testo facile, non è facile, per ogni beatitudine c'è un atteggiamento grande. Beati i poveri in spirito. I poveri in spirito sono coloro che dicono: io non ce la faccio a vivere da solo, posso essere il migliore, posso avere tantissime buone qualità, posso essere molto sveglio, posso reagire con anche perspicacia ad ogni situazione, ma io ho bisogno di una mia spalla. Pensando all'uomo, immagine del libro della Genesi, il primo libro della Bibbia: ho bisogno della mia posta, ho bisogno della mia metà. Uomo, donna, complementari, si completa una vicenda, e non è facile, perché penso che siate abbastanza diversi. In genere a voi donne piace molto che i due uomini parliamo, giusto? Magari noi uomini siamo un po' più concreti e tante parole sì, va bene, ma però giustamente impariamo che anche la parola ha una potenza infinita, perché se adesso chiedessi a Enrico, tirami fuori le 5 migliori qualità della cristiana, e se chiedessi la cristiana lo stesso, hanno quelle donne, siete quelle quelle parole che dici, perché voi siete già avvantaggiate, magari loro sarebbero anche capaci di verbalizzare, però non è semplice per le uomini. Mi ricordo a un gruppo coppie, quando questa domanda è stata rivolta ai mariti, un marito molto candidamente di fronte a tutti ha detto: beh, di mia moglie non riesco a tirarne fuori neanche una. Non dico la risposta non verbale, manuale della moglie. E lui perché non era abituato? Perché dopo che ha cominciato a pensarci, entro 30 secondi ne aveva già tirate fuori 9 di buone qualità della moglie. I mariti si sono mossi e hanno detto: fermo tu, adesso tocca a noi parlare bene delle nostre mogli, e non è l'ostentazione, per dire la donna, come ci insegnano l'uomo in alcune cose, per come ci dall'altra parte, però questa capacità, no, di fare in modo che due mondi così diversi si capiscano e si per una vicenda. Ci vuole tanta elasticità, però c'è questa virtù di fondo, questa virtù di dire: beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Beata quella persona che pensa di se stessa: non basta me stesso, un'altra parte del mondo mi completa. E quindi questa elasticità di lasciare parlare quella parte del mondo, perché ha un suo modo di dire ti amo, al femminile e al maschile. Poi ci aggiungiamo tutta la particolarità del carattere, quindi ne avremo da dire, però se detto in 5 minuti per ogni minuto di ritardo, non lo faccio, non è la nominazione, una promessa. Fate conto semplicemente che evidenzio un'altra beatitudine: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Il puro di cuore è uno che cerca Dio. 2, perché si sposano in chiesa. Noi abbiamo 100 matrimoni in chiesa ogni anno, non proprio, perché poi si sposano in chiesa. Si amano già da una vita. Umanamente parlando, c'è questo reciproco dono che è qualcosa che per loro è spontaneo. Perché poi si sposano in chiesa? Sono convinti che Dio giunge. Oggi è come se Dio dicesse a Enrico: ti do la forza, l'intensità di amore per cristiana, che è l'amore che io ho per cristiana. Cristiana ti aiuta ad amare Enrico come Dio ama Enrico. Il sacramento aggiunge. E tra parentesi, questo dono di Dio a loro due è possibile perché loro due fanno questa scelta, perché oggi il doporato non fa niente, non è il doporato che rende valido il matrimonio, e questa è la loro reciproca scelta. Poi vabbè, oggi magari capirete poco, perché penso che sia facile oggi essere un po' come nel mondo di Buffett, nel senso di essere un po' emozionati. Tu dopo 22 minuti di attesa pensavo che si squagliasce proprio un pochino. Quindi è incredibile capire che oggi è come quando uno il giorno in cui diventa prete si capisce soltanto che basta per fare bene la scelta uno scopo giorno per giorno questa.
senso buono del termine, che due persone che scelgono di stare insieme tutta la vita, di sposarsi, eccetera, oggi sono dei grandi provocatori, perché oggi parlare di scelte stabili, di scelte definitive per tutta la vita, è un qualcosa che richiede coraggio ed è una sana provocazione all'ottimismo. È bene avere davanti qualcuno che ti lancia questa bella provocazione, grandi scelte, non piccole scelte belle, importanti nel tempo, che però sono anche poi con altre scelte che possono anche farti andare nel verso contrario. No, questa radicalità, che però è segno di entusiasmo, è segno di ottimismo. Semplicemente vi faccio un augurio: durante il vostro cammino, ad ogni istante necessario, vi auguro che troviate sempre quelle persone che vi possono aiutare ad avere una marcia in più, perché il matrimonio, in un certo senso, è anche il lavoro di squadra. Il Signore, che oggi mi dice: Filippo, ti do una mano cristiana, ti do questa forza, eccetera, come diceva quel santo che vediamo raffigurato sopra quella porta piccola, in un'immagine del trittico, San Giovanni Bosco, Dio, quando ci dà una mano, usa sempre delle mediazioni umane, sempre. Nel momento giusto ci mette accanto la persona giusta, però ci vuole occhio e ci vuole quella grande capacità dell'umiltà che solo il forte ha, perché chi è forte è umile, chi ha il cuore a chiedere aiuto è forte, e ad ogni occasione lo cerca e lo trova, perché c'è quest'occhio. E voi penso abbiate molto fiuto, voi per un mese avete fiuto, penso. Le vostre persone sapete anche magari abbastanza facilmente, vi bastano su altri e capite tutto della persona. Penso che sì, per tu sei insegnato, devi fare tanta pazienza, anche tu col tuo lavoro, penso che ognuno di noi, no, per non piegarsi delle fregature, cerchi sempre di acquisire quella grande virtù che è capire la gente. Bene, io vi auguro che troviate la gente giusta al momento giusto, perché avete questa sana umiltà di dire che le grandi scelte della vita ci vogliono i mezzi giusti e Dio ce li dà. Io mi fermo qui, il resto adesso spetta a voi. Cerchiamo in piedi. Carissimi Enrico e cristiani, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altra con amore fedele e inesorabile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Enrico e cristiana, siete venuti a contrarre il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Adesso un piccolo messaggio pratico, perché è bene che vi sentono tutti fine nostra aria. Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Enrico, accolgo te cristiana come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore,
Signore onnipotente e misericordioso, confermi il buon senso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce, per Cristo nostro Signore. Penso che adesso un piccolo amico porti un segno importante. Signore, benedici questi anelli nuziali. Gli sposi che li porteranno custodiscono integra la loro fedeltà, rimangono nella tua volontà e nella tua pace e vivono sempre nel reciproco amore per Cristo nostro Signore. Cristiana, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Enrico, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi sembra che quello di Enrico sia stato più facile infilarlo rispetto a quello. Possiamo farlo. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e di carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore di Enrico e Cristiana, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodiscono nella fedeltà il loro vincolo matrimoniale. Diciamo insieme, attraverso la voce di qualche amico, parente, diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Per i nuovi sposi Enrico e Cristiana, perché sappiano vivere con fedeltà il loro impegno affinché la loro famiglia cresca nell'unità e nella pace. Preghiamo. Per tutte le persone che fino ad oggi vi sono state accanto col loro aiuto e continuano ad esservi vicine. Preghiamo. Perché il popolo cristiano cresca di giorno in giorno nella certezza della fede e tutti coloro che sono oppressi dalle difficoltà della vita ricevano l'aiuto della grazia che viene dall'alto. Preghiamo. Per tutte le coppie di sposi presenti, perché questo matrimonio possa rappresentare per tutti un rinnovamento dell'entusiasmo e una nuova benedizione da parte di Dio. Preghiamo. Ora in comunione con la Chiesa del Cielo, con l'aiuto dei santi, per Enrico e Cristiana, ma anche per tutti quanti noi. Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria, Madre della Chiesa, Santa Maria, Regina della Famiglia, San Giuseppe, Sposo di Maria, Santi Angeli di Dio, Santi Gioacchino ed Anna, Santi Elisabetta e Zaccaria, San Giovanni Battista, Santi Pietro e Paolo, Santi Evangelisti e Apostoli, Santi Martiri di Cristo, Santa Rita, San Tommaso Moro, Sant'Enrico, Santa Cristiana, Santa Margherita Regina, San Floriano, San Martino, San Giovanni Bosco, santi e sante tutte di Dio, e fondi, Signore, su Enrico e Cristiana lo spirito del tuo amore, perché diventino un col solo e un'anima sola. Nulla separi questi sposi che tu hai unito e ricolmati della tua benedizione, nulla li affligga, per Cristo nostro Signore. Siamo.
questa nuova famiglia che tu stesso hai costituito nel tuo sacramento, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Prendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuove i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Nella notte in cui fu gradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per te. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei tuoi figli e dei tuoi cristiani che in Cristo hanno costituito una nuova famiglia, piccola Chiesa e sacramento del tuo amore, perché la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di tutti i nostri cari e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Mettendo al centro della nostra preghiera, Federico e i cristiani, la famiglia che oggi hanno formato, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdona i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo il Signore per questi sposi che all'inizio della vita matrimoniale si accostano all'altare, perché con la comunione al corpo e al sangue di Cristo siano confermati nel loro reciproco amore. Padre Santo, tu hai fatto l'uomo a tua immagine, maschio e femmina li hai creati, perché l'uomo e la donna uniti nel corpo e nello spirito fossero collaboratori della tua creazione. O Dio, per rivelare il disegno del tuo amore, hai voluto adombrare nella comunione di vita degli sposi quel patto di alleanza che hai stabilito con il tuo popolo, perché nell'unione coniugale dei tuoi fedeli, realizzata pienamente nel sacramento del matrimonio, si manifesti il mistero nuziale dell'incontro di Cristo e della Chiesa. O Dio, stenda la tua mano sull'Enrico e cristiana e diffondi nei loro cuori la forza del tuo Santo Spirito. Fa, o Signore, che nell'unione da te consacrata condividano i doni del tuo amore e diventando l'uno per l'altra segno della tua presenza, siano un cuor solo e un'anima sola. Dona loro, Signore, di sostenere anche con le opere la casa che oggi edificano. Alla scuola del Vangelo preparino i loro figli a diventare membri della tua Chiesa. Dona a questa sposa cristiana benedizione su benedizione, perché come moglie e madre diffonda la gioia nella casa e la illumini con generosità e dolcezza. Guarda con paterna bontà Enrico, suo sposo, perché forte della tua benedizione adempia con fedeltà la sua missione di marito e di padre. Padre Santo, concedi a questi tuoi figli, che uniti davanti a te come sposi, comunicano alla tua mensa, di partecipare insieme con gioia al banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona ad esse al mondo unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma mi soltanto la parola che sia stata fatta,
appoggiamo a avvicinarsi. Il Signore sia con voi. Allora, siccome penso che gli amici e le amiche tireranno fuori molto fiato perché oggi vi faranno, questa volta questa non è una minaccia, ma veramente una promessa, invito loro a tirare fuori il fiato in questa benedizione finale, perché tutto quello che auguriamo a loro lo chiediamo al Signore. E ogni cosa che chiediamo a Dio, se è chiesta con il cuore, anche a un tono di voce che si sente, è la nostra preghiera più corale, più efficace. Una volta avrei detto, come quando un certo grosso ha segnato alla finale, lontano ormai il 20 Berlino del 2006, tutta l'Italia ha urlato, sono passati già 14 anni, ma io penso che un matrimonio sia ancora più importante di quel rigore finale di grosso, e quindi è giusto anche farsi sentire. Dio onnipotente ed eterno, vi consegni uniti nel reciproco amore. La pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. Abbiate benedizione dei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Siate nel mondo testimoni dell'amore di Dio, perché i poveri e i sofferenti che avranno sperimentato la vostra carità vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre. E su voi tutti che avete partecipato a questo matrimonio scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E la festa.
Stefano. Adesso richiesto per le foto, siamo.
Mandi, frate, mandi. Andò via. Dai, che foto di fotografie. La foto? A dove vieni? No, guarda, no, sangue. Non caite in più. Zia, vai avanti tu con questo? Fai tu un po' di riprese? Sì. E adesso dobbiamo fare le foto. Ciao Peppe, sono Voi io. siete liberi. Siete liberi. La facciamo prima una famiglia, poi l'altra. Qui facciamo il signore, il papà, se può andare vicino alla sposa. Aspetta che qua è successo che... Ok, vicini, perfetto, viva i tuoi suoceri! Guardate me, sorprendenti, Bene, adesso... Guardate me, sorprendenti!
Prima ho anche girato la telecamera e ho detto ciao Peppe. Bravo Don Corrado, bravissimo. Aspetta. Mi premi sulla mia borsa, per favore. Aspetta un secondo che esco. Aspetta che esco così filmo filmo. Adesso poi chiudo, non so neanche come si fa. Dopo lo mandi, dico. Sì. Ah, Stefano. Ah, bisogna mandarlo? Ah, si fa la dovete. Sei in stream dal vivo? Ci sono 3 persone collegate. Che te mi guardi? Amoretto! Tu che la camera d'abito? Noi ce l'abbiamo l'abito. Come? Ah sì, un prezzo tutto il giorno. Legato come si deve fare. Cosa faccio stacco? Aspetta che... Madonna, sempre. Sugli scalini. Ma tutti? Certo, il gruppo è tutti. Devo Ecco, magari staccare. calate un attimo sta roba. 2 secondi che non passi nel video, che sia. Come si fa questa? Cosa faccio stacco? Sì, se la metti Ascolta, io Direi che può bastare. Sì. Cioè, dov'è Gabriele che lì sta? Ah, sarà facendo la foto. Segnalamento della durata di 10 secondi. Più siete A me fa celeri che anche andate prima, vediamo, prego. Io devo filmare. Aspetta un attimo. Bene, allora stacco. Momenti.